Grazie prima di tutto dell'invito. Il mio intervento sarà abbastanza breve, soprattutto un po' laterale rispetto agli interventi che ho sentito oggi e muove il mio intervento da una domanda: che senso ha ripercorrere l'opera di un architetto scomparso? Io mi sono trovato a affrontare questo problema negli ultimi anni occupandomi di Saverio Muratori e di Piacentini e sono giunto alla conclusione che occorre non tanto affrontare una valutazione dell'opera della personalità che si sta studiando, quanto valutare come e perché la sua opera può ancora avere una validità, attraverso un esercizio sempre infedele di traduzione nel linguaggio nostro, critico contemporaneo. Quindi non sono molto interessato per esempio a ricostruire la genesi dell'opera di Gorio, magari leggendo quello che lui ha scritto, cosa che secondo me è sempre ingannevole, quanto magari leggendo per esempio il bellissimo saggio che Alessandra Montoni ha dedicato nel doppio numero di rassegna a Gorio, che trovo esemplare, ma soprattutto facendo uno sforzo per collocare quest'opera all'interno delle sue contraddizioni interne. Ecco, l'unico modo, a mio avviso, per rendere operante una vicenda è proprio scoprire i punti in cui questa vicenda dimostra di essere contraddittoria e anche di essere, come dire, incompiuta, cioè di avere un carattere, irrisolto, che sono queste le qualità che fanno veramente avanzare nel tempo un lascito importante come questo. E allora mi viene in mente di fare queste considerazioni dialogando idealmente con Federico Gorio a partire dalla voce progetto che ha scritto per edizione enciclopedico di architettura urbanistica, che trovo un testo molto, molto difficile, ma impegnativo, ma che va assolutamente considerato, perché è una delle testimonianze in qualche modo drammatiche della condizione in cui la ricerca dell'architettura moderna italiana si è svolta nel Novecento. Ad esempio emerge con tutta la sua plasticità la difficoltà endemica dell'architettura italiana a misurarsi con la modernità. Questo aspetto aveva già messo in evidenza magnificamente nel 1935 Edoardo Persico, ed in effetti è vero, cioè il rapporto di tutti questi grandi protagonisti italiani con la modernità è molto, molto, molto difficile, certe volte incomprensibilmente difficile. Sappiamo da cosa deriva questa difficoltà, deriva dal fatto che l'architettura moderna non l'abbiamo inventata noi, l'abbiamo importata da fuori. Da qui un certo carattere come artificioso nel rifarsi ai moduli dell'architettura moderna, a comprendere che cos'è il linguaggio dell'architettura moderna, quali erano i suoi ideali, le sue finalità. Persico è molto chiaro su questo punto, dice: voi architetti credete nell'architettura come se fosse una semplice questione di stile, no? C'è qualcosa di più, c'è un riferimento a necessità, al cambiamento totale delle mentalità, al mondo produttivo che è diverso, alle esigenze della società che sono diverse, mentre appunto voi italiani, dice Persico, rimprovera Persico, ne fate una questione semplicemente di stile. E però questa è anche la nostra grandezza, lì si sbaglia Persico, secondo me, fa un errore. È vero, cioè l'architettura italiana è un'architettura sostanzialmente formalistica, forse si dovrebbe dire tesa alla forma più che formalistica, però certo questo aspetto c'è e c'è anche nell'opera di Gorio. Ora, quali sono secondo me le contraddizioni o le particolarità sulle quali io intendo soffermarmi brevemente? La prima è l'incomprensione da parte degli architetti italiani di uno dei caratteri dell'architettura moderna, che è la scissione tra linguaggio e contenuti. Cioè, se non si comprende questo dramma, vale a dire il linguaggio ha una sua
dimensione, ha una sua logica, ha una sua capacità anche di svilupparsi autonomamente, mentre i contenuti sono distaccati da questo corpo. Erano prima, diciamo, nell'età premoderna, erano, diciamo, organicamente connessi. Con la modernità questo rapporto salta e quindi il linguaggio evolve per conto suo e i contenuti stanno da un'altra parte. I contenuti, per esempio, sono estremamente disciplinati dalla società. Dal punto di vista normativo sono in modo ferreo prescritti, le finalità, i contenuti, eccetera. C'è un controllo severissimo sui caratteri, diciamo, specifici di una progettazione. Il linguaggio rimane territorio assolutamente libero, che ha dato luogo a quel fenomeno che chiamiamo autoreferenzialità, che diciamo, caratterizza la scrittura architettonica moderna. Era, diciamo, l'aspetto che per esempio ha permesso a Piacentini di fidare di Le Corbusier e di coloro i quali possedevano come Le Corbusier una straordinaria capacità di inventare grammatiche e sintassi avanzate, per cui dalla diffidenza nei confronti di Le Corbusier passava alla diffidenza nei confronti di Terragni, l'unico architetto giovane che lui ha incontrato sulla sua strada che non ha compreso o non ha voluto comprendere, proprio perché nel caso di Terragni la distanza fra contenuti e linguaggio era abissale. E quindi questa è la prima cosa che io trovo è costato anche ripetersi nell'architettura di Gorio, anche nelle opere più riuscite, ne abbiamo viste due adesso, opere piccole, Casale Gomez. Mi ricordo che quando ero studente spesso andavo lì sotto perché era vicino alla facoltà, come a prendere spunti. Un'altra opera che mi ha insegnato molto era La casa in via Campania di Passarelli, erano le due opere che andavamo a visitare, quella di via Campania, non so perché andavamo la notte con Perris, facevamo dei giri attorno, l'abbiamo seguita per un anno, e quella di Gorio invece durante il giorno. Quindi scissione tra linguaggio e contenuti, e poi ancora più importante un'altra opposizione che io riscontro in tutte le opere di Gorio, in tutto il suo mondo architettonico, è l'opposizione tra oggetto e processo, cioè il rifiuto di considerare l'oggetto architettonico come dovrebbe essere concepito, come un corpo completo e definitivo, raccolto attorno al proprio principio costitutivo e in qualche modo autonomo rispetto al suo contesto. Questo secondo me è l'architettura. L'architettura è un rapporto difficile con il contesto, non può essere concepita come un'espressione dell'intorno, come invece Gorio pensava e molti con lui. Vale a dire, l'architettura non è qualcosa di autonomo, qualcosa che ha una sua forma precisa e definitiva, ma è l'espressione del processo che l'ha creata. Quindi la forma non è più un'entità che io riconosco in modo chiaro e una volta per tutte constatabile, lì in quel punto preciso dello spazio e del tempo, ma è qualcosa di processuale che può evolvere, appunto incorpora questo principio amorfico. Ma a pensarci bene, da dove viene quest'idea? Viene dalla cultura nordica. C'è un bellissimo libro di Welflin in cui dice la differenza tra l'architettura nell'area classica, della classicità, e l'architettura nell'area nordica, gotica, è che nella prima area l'architettura è proprio un corpo solido, unico, mentre nella cultura gotica prolifera, cioè si diffonde nell'intorno, come se fosse una specie di macchia che man mano contamina l'intorno e quindi si proscioglie nel circostante. E questa, diciamo, scelta per il processo invece che per la forma, senz'altro è stata nell'architettura italiana del Novecento, nella generazione prima di quella di qualche anno, diciamo, precedente, quella di Gorio, e poi nella generazione a cui Gorio appartiene, che è più o meno quella di Quaroni, hanno meno, è stata come dire, un limite estremamente forte. La diffidenza per la forma, ad esempio certi progetti di Quaroni lo dimostrano esemplarmente. Da una parte questa ossessione per la processualità, ma invincibilmente tornava il desiderio della forma che un architetto non può reprimere, ma può comprimere, può cercare di dislocare, di emarginare. E poi un altro aspetto che io trovo presente come contraddizione
una concezione ambigua e indeterminata in fondo del mestiere dell'architetto. Cioè il mestiere dell'architetto che cos'è? Per Gorio è l'espressione di un bisogno sociale, è una risposta a una domanda che è sostanzialmente una domanda utilitaria, al massimo diciamo civile, nel senso che la gente riconosce che quel particolare manufatto serve alla propria vita e magari porta nella propria vita un segno di accoglienza, diciamo, di positività, di concordia, di collaborazione con altri, diciamo, un oggetto dialogico, ma senz'altro non è più un monumento nel senso che rappresenta quell'istituzione nel modo più pieno. Si dovrà arrivare nel Novecento all'opera di Cannes per trovare la riscoperta piena di questo contenuto, che era stato anche nell'opera almeno a parole, nell'opera di Le Corbusier, nell'opera di Mies van der Rohe e di altri grandi architetti, appunto decentrato. Ecco, bisogna aspettare Louis Kahn perché diciamo, l'idea che l'architettura rappresenti un'istituzione torni a farsi diciamo, forte e a ispirare anche una svolta importante nell'architettura. E quindi direi che l'architettura di Gorio è una grande testimonianza non solo di questa difficoltà italiana ad essere moderni, è una difficoltà che ha portato a un carattere molto soltanto italiano. L'unica cultura architettonica del Novecento nella quale animata diciamo, da una costante contrattazione sulla modernità è quella italiana. A nessun architetto olandese o nordamericano passerebbe mai per la testa di dire condivido la modernità a patto che. In Italia invece è così, da Piacentini a Rogers, a Quaroni, a Gregotti, a Portoghesi, c'è sempre l'idea che sì, noi siamo moderni però a patto che si rispetti il luogo, a patto che la modernità rifiuti il concetto di atopia sulla quale è nato, a parte che appunto la prefabbricazione sia contenuta perché a noi piace e l'opera anche che mantenga un carattere di cosa fatta a mano, artigiana. Ecco, questa attitudine alla contrattazione, che tra l'altro fa anche diciamo, dell'architettura italiana una grande architettura, anche se nasce da un errore, per così dire, strategico, è qualcosa di estremamente importante. Com'è importante un modello, diciamo, interpretativo di questa nostra vicenda che ho sentito aleggiare in molti interventi, in quasi tutti gli interventi che ho ascoltato, ma anche negli scritti di Gorio è molto presente. Quello che io chiamo il modello della crisi, cioè l'architettura italiana è in fondo ritenuta dagli stessi architetti nostri, molti di noi, incapace di raggiungere i propri obiettivi. Lo diceva anche Poretti, questa incapacità per esempio di misurarsi con gli orizzonti tecnologici più avanzati. Da Tafuria a Zevi, da Quaroni per esempio, che è un rappresentante forse il più grande di questa cultura della crisi, tutto è scoraggiante, tutto è fallimento, tutto è rischio, tutto è pericolo. Di fronte per esempio all'esaltazione che muove la cultura francese, che ha mosso la cultura francese e che muove ancora la cultura francese, l'architettura italiana invece non fa che dipingere scenari tragici, luttuosi, da Persico a Giulia Veronesi, difficoltà politica dell'architettura italiana, ma anche un libro come quello di Carlo Melograni, uscito non l'ultimissimo, ma il penultimo, gli architetti italiani sotto il fascismo. Ma gli architetti italiani erano fascisti, perché sotto il fascismo? Durante il fascismo, non sotto. Anche lì c'è questa idea luttuosa e come dire, di tragicità immanente, per cui come dire, nell'urbanistica, nell'architettura, eccetera, noi abbiamo. Sono pochi gli architetti che non hanno, e anche architetti che hanno progettato, ma sono stati anche interpreti delle vicende della nostra architettura, che hanno meno sviluppata questa attitudine. Vorrei ricordare certe pagine entusiasmanti, per esempio di Giuseppe Savonà, in cui questa notazione drammatica non è presente, ma sono proprio rarissimi. E senz'altro in questo contesto, diciamo, di rappresentanti
l'architettura italiana come architettura endemicamente moderna, l'architettura moderna diciamo in una condizione di precarietà che rende tutti i nostri sforzi in fondo destinati al fallimento, è qualcosa che ancora oggi diciamo, sta toccando, no, le giovani generazioni, e quindi diventerà secondo me continuerà questa narrazione che si trova in molti passi degli scritti di Gorio. Quindi io concluderei dicendo che se si facesse uno sforzo, come io credo bisogna fare, per tradurre queste contraddizioni che sono intrinseche a un'opera come quella di Gorio, ma non solo a quella, rovesciandole nella loro positività. Cioè sì, siamo stati contraddittori, ma è bello essere contraddittori perché la vita è così. La vita è contraddittoria, l'architettura è contraddittoria per sua natura. Far finta che non lo sia, per esempio come pensano alcune architetture, per esempio l'architettura inglese. Nessun inglese ammetterebbe mai che l'architettura è contraddittoria. Per loro è sempre vincente, è sempre unitaria, è sempre qualcosa che si propone come un'azione vittoriosa sul mondo, sulle difficoltà, eccetera. Se noi accettando diciamo, questa dimensione contraddittoria, il lavoro allora di Gorio diventa un lavoro eroico, proprio perché segnato da questi limiti, segnato da queste, diciamo, certe volte impossibilità non reali, ma presunte tali dal suo stesso protagonista. Cioè ci sono dei passi, per esempio, della voce progetto, in cui diciamo, le difficoltà del progetto sono talmente tanto che leggendo quel testo uno dice: ma perché dove fare questo lavoro? Ci sono, diciamo, una gamma, no? Una tastiera di sfumature tecniche che riguardano il progetto che sono veramente paralizzanti. Quindi quella voce lì è una voce scritta come per dire: guardate che questa attività non fa per nessuno, perché è talmente complessa che nessuno può, diciamo, governarne, con l'accantonamento invece del pregiudizio formale, che in realtà è per un architetto il faro che ti muove. È la stella che ti indica la strategia, anche se per realizzare poi questa forma che tu hai intuito all'inizio occorre un lungo processo. Quindi io non sono per la forma, per l'oggetto contro il processo, sono per l'oggetto e per il processo assieme, perché senza una forma iniziale non si può attivare un processo, non ci si riesce, e senza un processo non si riesce a realizzare quella forma che tu hai intuito. Quindi di nuovo bisogna praticare la contraddizione tra questi due modelli alternativi e credo che questo possa essere un'indicazione per come leggere un'esperienza come questa, tradendone anche alcuni aspetti. Anzi, qui bisogna essere molto chiari. Le eredità, i lasciti che sono importanti vanno, diciamo, portati verso il futuro anche cambiandoli, alterandoli, assoggettandoli alla necessità della lettura che nella contemporaneità si rende, diciamo, obbligatoria perché siano ancora operanti. Questo bisogna farlo per esempio, citavo prima, per il lascito piacentiniano, per quello di Buratori, per quello di Quaroni, per quello di Gorio, eccetera. Quindi dovremmo avere il coraggio di fare queste operazioni così anche, devo dire, radicali. Chiudo con un riferimento alla mostra che c'è adesso, la triennale di Biraghi e Alberto Ferlenga, che ha fatto un certo sforzo positivo in questa direzione. Cosa ha fatto questa mostra? Diciamo, ha rottamato tutta la storiografia dell'architettura italiana del Novecento, proprio rottamata. Ha allestito una grande superficie, la mostra è fatta una specie di grande natura morta, dove ci sono decine di plastici, di opere, di album che le illustrano, che si confrontano, in cui accanto a Ridolfi posso trovare, che ne so, Pellegrin, oppure non so, un altro, oppure non so, Franco Albini accanto a Pasquale Culotta, tutto assieme, eccetera, senza, diciamo, con salti temporali enormi, con tanti disegni tutti assieme, in cui si invita implicitamente, credo, la giovane generazione di critici e di storici a ricominciare da capo. E in questo ricominciare ovviamente opere importanti come quelle di Gorio giocheranno le loro carte. E sono sicuro che così, secondo me, riusciremo a vedere la nostra storia anche in termini, in fondo, più realistici, più concreti,
che non diciamo così, sottraendoli a questa specie di elegante gioco al massacro, per cui appunto la nostra architettura per sua natura moderna, l'architettura moderna italiana per sua natura è destinata a non compiersi mai. Io credo che invece abbia avuto risultati straordinari, ottenuti anche e soprattutto facendo delle contraddizioni, come ci ha insegnato Manfredo Tafurio, almeno a me, l'energia stessa che ci porta verso l'architettura. Grazie.